Penso che a questo punto è ormai chiaro che introdurre la robotica, l'intelligenza artificiale fisica nelle nostre aziende non significa fabbriche senza persone, significa sistemi che potenziano la qualità, la personalizzazione, la flessibilità. E allora per entrare dentro questo mondo, questa dimensione, io sono felicissimo di accogliere due tra i maggiori esponenti di questa ondata, di questa tendenza che in Italia sta prendendo forma. Entrambi ci lavorano da tantissimo tempo e do il benvenuto qui sul palco a Bruno Siciliano e in collegamento a Daniele Pucci. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prego, comodo. Allora, io sono veramente onorato e anche un po' emozionato perché quando sto di fronte a questi due giganti della robotica italiana mi commuovo, stento a mantenere il controllo. Comincio da Bruno Siciliano, che è forse, anzi in Italia sicuramente l'esperto di robotica. Il più anziano attuale. No, il più celebrato, il più premiato, il più riconosciuto. Pensate che ha rinunciato a cattedre nelle più importanti università americane pur di restare a Napoli perché è tifoso sfegatato del Napoli, non ha mai perso una partita né in casa né in trasferta, se non sbaglio, no? Vabbè, c'era Diego Armando Maradona all'epoca, quindi nessuna cattedra a Stanford. Quindi diciamo ha avuto questa calamita, per fortuna, e ce lo siamo tenuti in Italia, dove ha prodotto cose straordinarie. Daniele lo presento dopo, ha una storia altrettanto bella, però comincio diciamo come introduzione da Bruno Siciliano, che insegna robotica alla Federico II di Napoli, appunto, con cui vorrei proprio congiungere questi due concetti di cui abbiamo parlato finora. No? Da una parte abbiamo parlato di robotica, dall'altra intelligenza artificiale, in particolare intelligenza artificiale generativa e agentica, laddove c'è stata una convergenza che è arrivata negli ultimi 2 o 3 anni, perché da una parte i robot adesso finalmente parlano grazie a modelli come ChatGPT o simili, dall'altra l'intelligenza artificiale esce dallo schermo e entra nella realtà fisica. Quindi siamo di fronte a un nuovo paradigma. Perché è importante questo passaggio storico? Allora, io ho ascoltato diversi elementi molto interessanti negli interventi che mi hanno preceduto. Volevo fare una breve chiosa su quel momento di angoscia che tu hai suscitato in tutti noi richiamando il libro L'onda che verrà. C'è qualcosa di simile che è stato pubblicato verso, credo, gennaio o febbraio, a cura di Matt Mason. Matt Mason è professore emerito di robotica alla Carnegie Mellon University e consiglio di seguire il suo blog. Lui ha lanciato una grossa provocazione, ha detto che probabilmente noi inconsapevolmente stiamo vivendo una terza rivoluzione scientifica. Cioè qua si parla di tecnologia, no? Si parla di avanzamento, cioè di accelerazioni per le quali non riusciamo più a stare dietro, no? Quello che era 2 anni fa, quando noi ci siamo visti a Rimini, che abbiamo ospitato il Forum Europeo della Robotica, dopo 2 anni è cambiato tantissimo, no? Però lui ci invitava a questa riflessione, addirittura ha paragonato questa rivoluzione scientifica numero 3 a quella copernicana e a quella darwiniana. Cioè dobbiamo quasi, non sarà a noi giudicare, però in realtà l'intelligenza sta diventando un qualche cosa di distribuito, che non è solo prerogativa degli uomini. È quello che noi stiamo creando. Chiaramente è una provocazione, però ecco, insomma, quando tu hai citato il libro L'onda che verrà, mi è venuto in mente il blog di Matt Mason. Ora, tornando all'intelligenza artificiale fisica, in realtà io mi interesso di controlli automatici, sono un ricercatore universitario e in qualche modo negli anni siamo cresciuti dalla realtà industriale alla realtà, digitale, no? Per cui in realtà il terreno per l'intelligenza artificiale fisica l'abbiamo già preparato, è stato menzionato con l'industria 4.0, col cobot, e il cobot è stata l'icona della robotica artigianale, cioè del concetto di avere una tecnologia di tipo plug and play. Non devo essere un esperto, perché posso sviluppare un'applicazione in tempi molto rapidi e quindi molto molto attrattivo per quanto riguarda le imprese, quel 94% di imprese del rapporto di Luca e dell'altro di Marco Baldi. Perché? Perché ovviamente un'impresa che ha meno di 10
di 10 tecnici, di 10 dipendenti, non può permettersi il lusso di fare grossi investimenti, deve cercare di integrare nei tempi più rapidi possibile in maniera intuitiva, no? In modo che sia quasi come utilizziamo un elettrodomestico a casa. Ora, qual è la nuova dimensione? La dimensione, secondo me, si coglie proprio Io ho visto che nel rapporto si parlava di ridurre la complessità. Io una volta ho dato una definizione di Napoli che secondo me si applica all'Italia. Diciamo, ho definito Napoli come una città che allena la complessità e stimola la creatività. Secondo me qua ci sono i due elementi su cui poi c'è il fil rouge di questo incontro di oggi promosso dalla CNA. Perché? Perché chiaramente bisogna ridurre la complessità, nel senso che bisogna affidarsi alla tecnologia per quella parte più di routine, in modo da essere più lucidi da un punto di vista psicofisico per esprimere al meglio la propria creatività. E qua mi collego all'altro discorso, l'altro elemento che è venuto chiaro, nel senso che noi dalle tecnologie dell'informazione, cosa fa ChatGPT? Tratta dati, testi, immagini e video. Quello che manca è proprio l'azione fisica. Allora l'essere umano, oltre ad avvantaggiarsi di tutta questa gamma di informazioni sensoriali, quelle con cui noi interagiamo, no? Perché possiamo parlare con ChatGPT, possiamo creare immagini, scambiare video, quello che manca è il tatto, è il senso del contatto. Noi dobbiamo saper sviluppare una tecnologia che supporti il cosiddetto Internet of Skills. Le skills sono proprio le competenze della CNA, sono le abilità dell'essere umano che, per esempio, sulla base di alcune informazioni, dataset disponibili su internet, riconosce che c'è un bicchiere d'acqua, però c'ha l'esperienza che magari si accorge se quel bicchiere d'acqua, che ha l'apparenza di essere un contenitore di vetro, in realtà è un contenitore di plastica, per cui bisogna esercitare una forza diversa al contatto che va sulla base dell'esperienza, quindi bisogna allenare i dataset e questa è la dimensione nuova rispetto al caso dell'industria 4.0 e rispetto al concetto del cobot. Ed è anche quello che ha messo in evidenza Laura, cioè il fatto che l'uomo ora è nel loop. Io nella voce enciclopedica che ho avuto l'onore di scrivere a Treccani ho parlato di umanesimo tecnologico, cioè il fatto di mettere l'uomo, il concetto del meaningful human control, l'uomo a questo punto. L'esoscheletro, che il robot che si indossa, consente all'essere umano di fare un lavoro creativo sgravandolo dello stress psicofisico. Perché? Perché lo aiuta nelle sue azioni manuali. Ora, Daniele, che è uno dei talenti, giovani, insomma abbiamo, penso, un paio di generazioni di differenza, no? E così via. Chiaramente io vorrei essere giovane di nuovo come Daniele per vivere questa onda che sta nascendo. Qual è la sfida? È quella di creare delle macchine che siano in grado di poter replicare, di poter dare la sensazione sensoriale completa, compresa quella del tatto, anche attraverso la rete. Durante la pandemia noi abbiamo fatto un salto in su con lo smart working, però il physical smart working non c'è stato. Quindi secondo me questa è la sfida, e secondo me il ruolo dell'Europa e dell'Italia tra questi due giganti, io a volte ho parlato di un effetto sandwich, perché da un lato c'è la mentalità imprenditoriale spregiudicata degli americani nel saper catalizzare grossi capitali in imprese ad alto rischio, però potenzialmente ad alto guadagno. Daniele, a quanto stai? A 70 milioni come round, no? Più o meno. Forse sì, è anche ora con Synapticon forse sarà ancora aumentato, no? con quel software tedesco così. Però giochiamo un'altra partita. Lo sforzo governativo della Cina, che ha investito miliardi e miliardi di dollari così. Allora qual è il ruolo dell'Europa? È quello di non c'è nulla di male nell'utilizzare la tecnologia cinese a comprare gli attuatori e i sensori più performanti a basso costo. Non c'è nulla di male a provare a cercare di catalizzare così, però noi dobbiamo costruire la tecnologia in una prospettiva umanocentrica, sfruttando 2 millenni di storia.
Cioè, se il Rinascimento è nato in Italia e ha guidato tutto il progresso, per questo mi collego anche alle rivoluzioni, quella secondo me Non ce è lo la... dobbiamo perdere. Allora, intanto prego la regia di far vedere il robot che è stato prodotto da Generative Bionics e vi racconto questa storia. Cioè, a gennaio c'è stato il CES di Las Vegas, che è la più grande fiera dell'elettronica a livello mondiale. È stata inaugurata da Lisa Su. Lisa Su è la capa di AMD. AMD è una delle 8 aziende che il Times ha messo in copertina quando hanno dovuto decidere la persona dell'anno. Tra gli 8, accanto a Elon Musk, a Zuckerberg, a quelli che conosciamo, c'era Lisa Su. Lisa Su ha aperto il CES di Las Vegas e sul palco, come diciamo, modello, come esempio di questa rivoluzione che si stava già presentando lì a Las Vegas, ha chiamato proprio Daniele Pucci. Daniele, tanto complimenti, è stato un momento molto emozionante. Non so se far vedere le immagini del tuo robot o vedere te, magari intanto commentiamo quel momento lì in cui sei finito sul palco e hai detto una cosa molto bella, al di là del fatto che questo robot, come vedete, è straordinario e compete con quelli che vediamo spesso nei video virali di Boston Dynamics o dei cinesi, ma soprattutto tu hai detto una cosa bella, questo robot ha una missione specifica, quello di digitalizzare il Made in Italy, quindi lo metto al servizio delle aziende italiane perché con la sua capacità impari a cristallizzare, come ci diceva prima Busha AI, Luca, tutte le competenze che noi abbiamo nei secoli sviluppato e abbiamo trasformato la materia in qualcosa di bello, di piacevole, di utile e di etico. Daniele, allora raccontaci un po' anzitutto Generative Bionics e Gino One, il robottino che abbiamo appena visto, come sta andando e quali sono, diciamo, gli obiettivi, i prossimi passi? Sì, allora diciamo che Generative Bionics nasce dopo più o meno 15 anni di ricerca e sviluppo fatta all'Istituto Italiano di Tecnologia. E noi abbiamo lavorato su aspetti legati a quello che oggi chiamiamo Physical AI, a partire dalle piattaforme di iCab, condotte poi da Giorgio Metta, Giulio Sandini. Poi c'è stato tutto l'investimento di INAIL su un altro progetto di nome ErgoCab, che aveva l'obiettivo di far fare un passo a quelle piattaforme verso i luoghi di lavoro. Poi abbiamo lavorato anche su IronCab, l'unico robot umanoide volante al mondo, e nel 2023 tuttavia ci siamo accorti che da un lato i cinesi stavano investendo dal punto di vista orizzontale con fortissime anche sovvenzioni statali su quello che adesso per l'appunto chiamiamo robotica e intelligenza artificiale, quindi physical AI. Gli statunitensi invece attraverso i loro strumenti di venture stavano verticalizzando più su qualche iniziativa individuale e quindi noi scorrevamo il rischio di diventare obsoleti. Quindi abbiamo avviato questa avventura, questa impresa, perché di un'impresa si tratta, e abbiamo raccolto, come menzionavamo prima, 70 milioni del nostro seed round. L'azienda parte operativa il 7 gennaio 2026 di quest'anno, quindi abbiamo 7 mesi. Adesso noi siamo in 100 persone, 40% di PhD, 37 anni di età media, con un obiettivo specifico: fare un robot umanoide sicuro e certificato per l'Europa, pensato per scalare globalmente. Quindi, diciamo, una risposta europea a 360 gradi che guardi anche gli aspetti che si menzionavano prima, ossia aspetti di sicurezza. Dobbiamo essere sicuri che i robot ci si possa fidare dei robot. Ci saranno più o meno 200 milioni di robot da qui ai prossimi anni nei nostri ospedali, nelle nostre imprese. Dobbiamo essere sicuri che i dati rimangano qui e che niente succeda se magari uno spinge il bottone dall'altra parte del mondo. E poi stiamo guardando con molta attenzione le catene di approvvigionamento. Ora, non voglio fare, diciamo, quello che mette un po' di ansia, però se guardiamo quello che è successo in Libano, dove gli israeliani hanno modificato i cercapersone, poi gli Hezbollah fondamentalmente hanno ricevuto un duro colpo perché i cercapersone sono esplosi, ci fa capire questa cosa, che la robotica umanoide e la fisica e le AI non è solo un prodotto, è infrastruttura tecnologica continentale. Quindi dobbiamo controllare i componenti e dobbiamo controllare anche che tutte le catene a monte, come le terre rare, il 65% delle terre rare della fisica e le AI vengono più o meno dalla parte destra del mappamondo, siano in quantità
sostenibile per le nostre direzioni, le nostre priorità. Quindi le nostre intendendo europee. Quindi noi stiamo cercando di guardare il problema della fisica e AI da robotica umanoide a 360 gradi, come dicevo, con l'obiettivo di fare una piattaforma sicura per l'Europa, pensata per scalare globalmente. Professor Siciliano, la fisica e le AI ha, diciamo, diverse direzioni, no? Da una parte abbiamo visto anche nell'intervento del professor Micelli che non è come ChatGPT che si è addestrata su dei testi o su delle immagini, ma si deve addestrare sulla realtà. Quindi abbiamo visto sia soprattutto in India, no? Persone che si mettono queste videocamere in testa e fanno le operazioni più semplici, tipo lavare i piatti o pulire per terra, in modo che quei gesti vengano cristallizzati, codificati, trasformati poi in stringhe di codice. E questo può servire per creare nuovi robot in sostituzione delle maestranze che purtroppo verranno sempre meno, nuovi addestratori, perché col cambio di generazioni spesso non c'è chi ti insegna come si facevano certe cose e sono tutte competenze molto implicite, molto spontanee. E terzo, credo che sia la cosa più interessante, creare dei software, dei modelli che poi possono essere venduti come se fosse una Microsoft dell'artigianato italiano. Ecco, come vedi, diciamo, il valore di questa fisica e le AI per un'azienda? No, ma infatti, in effetti tu hai toccato proprio il tema, cioè in realtà è anche uno strumento di heritage. Quando io dal 2013 al 2019, perché ne abbiamo parlato, ho sviluppato un progetto finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca, IRC, che sono i grant più prestigiosi in Europa, è un progetto sulla manipolazione dinamica. Ricordo che in maniera provocatoria ero in laboratorio con i miei studenti a 48 ore dalla scadenza per la sottomissione. Napoli mi ispirò perché io mi inventai questo fatto del robot che fa la pizza. Perché? Perché il mestiere del pizzaiolo è un mestiere che viene tramandato da una generazione alla successiva. E ricordo che gli studenti si misero a ridere. Perché? Perché è un grant prestigioso di 2,5 milioni e con un'espressione napoletana, professor, ci tirano i coppatiella appresso, nel senso mica possiamo chiedere 2,5 milioni al Consiglio Europeo di Ricerca per fare un robot che fa la pizza, che a Napoli siamo i maestri di fare la pizza. In realtà era un espediente mediatico. Perché? Perché il benchmark della manualità nello stendere il disco di pasta, condirla è la cosa più semplice, anche l'abilità in un forno che si rispetta, cioè ora ci sono i forni elettrici, gli chef fanno di tutto e così via, però nel forno tradizionale io ho 120 secondi con 2 movimenti per spingere la pala avanti e indietro e per dare una coppia, una rotazione in maniera tale che il disco di pizza giri uniformemente per essere cotto nei 120 secondi. Bene, alla fine è stato un po' come, tornando a quello che dicevi, no? Che nel 1900, quando noi ospitammo il convegno più grosso ICRA a Roma, non lontano da qua, l'Angelico, il primo ICRA che si è fatto in Italia nel 2007, tra l'altro torna in Italia nel 2029, il nostro convegno più importante si farà a Milano. Dicevo, c'era il progetto del maestro di danza giapponese che insegnava i movimenti. Allora, quello era solo un fatto di immagini, di video, però nel momento in cui io vado anche a addestrare il dataset con quello che non solo sono i movimenti, ma è anche il contatto, cioè la possibilità di andare a codificare, a cristallizzare la sensazione tattile. E a differenza delle altre percezioni sensoriali, la sensazione tattile è molto più personale, è molto più, diciamo, dell'abilità dell'artigiano rispetto alla oggettività di un testo, di un audio, di un'immagine, di un video. Tra l'altro, scusa, io ho conosciuto Daniele proprio perché lui all'Istituto Italiano di Tecnologia era un grande esperto di donare il tatto ai robot. E ti ricordi, Daniele, noi abbiamo fatto anche un podcast, erano i 5 sensi della tecnologia. L'ho visto quel podcast. Lui si è preso quello del tatto, ovviamente, e mi ricordo che dicevi che era possibile quindi immaginare dei robot che non fossero soltanto, diciamo, autonomi, ma fossero eteroguidati, quindi possono essere eteroguidati per un soccorso a distanza, certo. O addirittura magari tu immaginavi un disabile che poteva vivere e toccare un'esperienza, che ne so, a Venezia, stando da casa, non potendosi muovere, e trasformare il robot in un avatar. Ecco, tornando a quello che diceva il professor Siciliano, quali sono le applicazioni che tu immagini per il tuo hygiene che possono interessare qui alla sala del CNA?
Sì, allora, giusto per toccare un punto che poi anche Bruno ha menzionato, volevo sottolinearlo, cioè la battaglia dell'intelligenza artificiale, se vogliamo, digitale, quindi tutti questi strumenti che derivano anche dall'applicazione dell'LLM, un pochino, se vogliamo, l'Europa sfaticherà, no? A combatterla con i grandi che poi sono nati in Cina e negli Stati Uniti. Però l'intelligenza artificiale fisica pone in questo momento una grandissima opportunità. La multimodalità dei dati, e questo lo voglio stressare, e l'ha menzionato Bruno, ma lo voglio stressare, di un robot è decisamente maggiore rispetto a quella che si è avuta per addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale che poi sono stati utilizzati da ChatGPT, che sono di fatto testo e video. Un robot ha posizioni, velocità, accelerazioni, temperature, correnti nei motori, come diceva Bruno, sensori di forza, sensori capacitivi per il tatto, e quindi noi abbiamo la grandissima opportunità di digitalizzare i nostri ambienti fisici, le nostre filiere produttive e anche le nostre capacità artigianali per poi trasformare questi dati in un asset strategico europeo. Quello che stanno facendo in Cina, ad esempio, giusto per menzionare un po', è che le aziende stanno digitalizzando, come giustamente dicevate prima, le operazioni di qualche operatore che poi rischiano di non avere abbastanza, quindi c'è un problema di manodopera e poi queste aziende stanno vendendo a chi fa robot questi dati in modo tale da monetizzare la scarsità, che è un cambio completo, no? Di modello, se vogliamo, di business. Quindi qualche cosa che non hai lo digitalizzi, lo vendi, ci fai anche un po' di profitto. Quindi sta cambiando anche il modo con il quale poi noi dobbiamo immaginare i modelli di business grazie alla fisica AI. Questo è un punto. Poi per quanto riguarda le applicazioni di Gin, che diciamo posso rilasciare una piccola anteprima, il robot lo rilasciamo la settimana prossima, quindi che partiremo di nuovo per gli Stati Uniti, Gen 01, quindi è stato progettato e prodotto in tempo record in 6 mesi e avrà anche ovviamente la sensazione del tatto multimodale. E quindi noi Gin lo vediamo come una piattaforma. Cosa significa una piattaforma? Una piattaforma significa, è un pochino l'equivalente di quello che in automotive è il rolling chassis, quindi no, quattro ruote, uno sterzo, senza scocca, e poi noi lo abbiamo disegnato per un'applicazione di ricerca. E questa piattaforma poi genererà robot umanoidi specifici per diversi segmenti di mercato. Perché un robot umanoide che salda in Fincantieri non può essere uguale a un robot umanoide che è in ospedale. E questo non è solamente buon senso, ma anche la regolamentazione di supporto. Chiunque abbia fatto un prodotto sa che, ad esempio, la normativa macchina è diversa dalla normativa dei dispositivi medici. Quindi noi stiamo approcciando il problema di diversificare i robot umanoidi che vengono generati dalla stessa piattaforma in modo tale poi da essere ottimi anche per le esigenze del cliente, perché un cliente che fa logistica ha diverse esigenze da un cliente che fa manifattura. E quindi i tre verticali per i quali stiamo derivando robot umanoidi specifici sono ispezione, logistica manifattura e healthcare, quindi sanità. Quindi sono i tre grandi verticali per i quali noi stiamo derivando robot umanoidi specifici da una piattaforma comune che è Gen 01, che per l'appunto definisce la genetica della nostra fisica AI, che significa modularità hardware e software, in modo tale da avere una piattaforma comune e una customizzazione per i clienti. Professore, in un minuto delle conclusioni le chiedo quindi, in sostanza, mi pare di aver capito, che la fisica AI consente a tutte le aziende di avere un valore non solo sui prodotti straordinari, ma anche sulla conoscenza che hanno accumulato magari nei decenni i fondatori e le ultime generazioni. E questo è il vero salto? Esatto, no? Cioè faccio l'esempio, io sono convinto che in una sartoria diciamo di alto livello oppure in un ristorante diciamo stellato, giusto per citare due eccellenze del Made in Italy, sono convinto che prima o poi ci sarà un sous chef oppure un aiutante robotico. Perché? Perché pensiamo diciamo, alla creatività e alla maniacalità con cui un sarto ti dà il vestito addosso,
ti va a cucire correggendo i difetti. Pensiamo alla maniacalità che uno chef non solo nel dosare gli ingredienti ma nell'impiattamento. Quindi è chiaro che il problema è tramandare questa abilità, questa creatività alle generazioni successive. Sì, Ed ecco adesso, che tra l'altro noi dobbiamo far presto. Perché? Perché i nostri giovani, i nostri nipoti, no, non saranno come una buona fetta dell'uditorio di oggi che siamo immigrati digitali, per cui apprezziamo il valore della tecnologia perché ci siamo transitati e per cui è più facile vivere così. Loro daranno per scontato tutto. Al Policlinico Federico II, io ho diretto il centro di chirurgia robotica, ci sono gli specializzandi alla chirurgia robotica che sono arrivati, sono i nativi del nuovo millennio, a 25 anni ora fanno la specializzazione. Loro, se prendono l'immagine di una risonanza, non l'accompagnano a quel bagaglio di esperienza che il chirurgo di 40 anni, 50 anni l'ha guadagnato andando a operare in open surgery oppure andando a operare in laparoscopia con il tatto. Dobbiamo essere in grado di sviluppare una sorta di tecnologia fisica, di internet tattile, perché? Perché se no, fra 50 anni non si andrà più a distinguere qual è l'abilità umana oppure l'abilità della macchina, nel senso come faccio a certificare e a garantire un prodotto di qualità. E soprattutto si andrà verso un prodotto omologato in tutto il mondo e perderemo la specificità italiana che invece dobbiamo digitalizzare. Quello che diceva Daniele è proprio il Made in Italy, Certo. è là il valore aggiunto. Io non sono preoccupato dal fatto che ci siano 200 aziende cinesi o 50 americane, perché più o meno questo è il rapporto di forza, no? Le tecnologie. Non sono preoccupato dell'umanoide che fa la maratona in 50 minuti, però sono sensibile al fatto della customizzazione. Bruno Siciliano, Daniele Pucci, grazie davvero, interessantissimo il vostro intervento. Allora,